su un tema molto caro alle camicie verdi, ovvero l'indipendenza del Veneto. Proprio per favorirla ha lanciato una raccolta di firme che dovrebbe partire agli inizi di marzo per chiedere un apposito referendum. Noi siamo qua oggi a parlare di questo. L'indipendenza del Veneto. La Lega è per le autonomie da nord a sud per tutti, a livello anche condominiale. Io sono per l'autogestione pianerottolo per pianerottolo. Il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, a Venezia per lanciare il referendum consultivo per l'indipendenza del Veneto. Nel weekend del 1° e 2 marzo il carroccio allestirà gazebo in centinaia di piazze venete per la raccolta di firme a sostegno del referendum. Ormai l'indipendenza deve essere richiesta sia da Roma che da Bruxelles, perché da soli potremo fare di tutto e di più. O ce la danno con le buone o ce la danno lo stesso. E il segretario federale della Lega sul nascente governo di Matteo Renzi dice: ma per il momento, a parte la simpatia, il sorriso e l'abbronzatura, pessimo, perché sull'euro non discuta niente, sull'immigrazione vuole tirare dritto regalando cittadinanze, sul federalismo men che meno, anzi vuole riportare a Roma soldi e potere, quindi la partenza è la peggiore che si potesse pensare. Telecomandato da Berlino, penso che sarà un governo Renzi-Merkel, e per il Veneto un governo Renzi-Merkel è tutto fuorché amico. Polemiche e indignazione a Venezia dopo che all'APT, l'azienda di promozione turistica, era apparso un cartello col quale si avvisava che le informazioni sarebbero